Ciao a tutti. Allora, mi è stato dato questo compito, che non so se sarò in grado di fare, ma perdonatemi, di introdurre i nostri amici che ci faranno camminare sulle strade della felicità oggi. E una chicca prima, quando io li ho sentiti al telefono, uno dei due mi ha detto che sicuramente lui è più bello dell'altro. Io non vi dico chi, quindi gestitevi voi questa scelta. Comincerà Andrea Ciresa a portarci su delle strade scientifiche. Allora, provo a spiegarvi chi è Andrea. Lui dice che ha cominciato il suo viaggio nel mondo digitale a 10 anni, ok? E per i più giovani parla di modem che trasmettevano a 33,6, floppy disk e quant'altro. Non ha mai smesso di stupirsi, imparare, aggiornarsi su tutto quello che ha a che fare sulla tecnologia. Diventato grande però si è accorto di come da sola la tecnologia non potesse bastare a rispondere a sfide e bisogni dell'epoca moderna. Da anni affianca il suo amore per la tecnologia allo sviluppo personale, cercando di trarre il massimo sia dalle macchine ma soprattutto da chi le usa. Si è laureato in informatica, ha fatto 1001 cosa, ma la cosa che oggi userà con noi è un po' una cosa che ha cominciato a fare una decina d'anni fa, cioè ha scelto di studiare in maniera approfondita tutto ciò che gira attorno al concetto di scienza della felicità. E ora diffonde questo tema in organizzazioni, comunità e associazioni come la nostra. Allora lascio la parola ad Andrea e buon ascolto a tutti. Io vengo dal Trentino, dove in dialetto non esiste la parola felicità. Al più, in Trentino siamo contenti, che è la massima espressione mondiale di gioia ed entusiasmo. Da un punto di vista linguistico questo è molto importante perché neanche mentalmente ci diamo la possibilità di esprimere tutta la meraviglia che abbiamo al nostro interno. E se qualcuno di voi ha dei nonni, dei parenti che sono in questo momento in casa di riposo, saprà che esiste un'attività che è quella quando il nostro nonno o nonna esprime un po' troppa energia, un'attività che gli operatori fanno che è quella della contenzione. Di base legano il nonno al letto per evitare che questo si alzi e si faccia del male. Contenzione e contentezza hanno la stessa radice. Non c'è meraviglia, non c'è espansione, non c'è espressione di energia nella contenzione, tanto quanto non c'è nella contentezza. È per quello che noi facciamo fatica, e mi ha fatto molto piacere che oggi sia stata citata tante volte, anche semplicemente a dirla questa parola, felicità. In questo momento storico ci sono un sacco di persone, soprattutto online, che vi danno le 3 regole magiche per essere felici, la cremina della felicità. Negli anni 70 ci hanno provato a vendere le pillole della felicità, si chiamava Prozac. Effettivamente aveva il suo perché, aveva una botta di allegria breve ma intensa e dopo si andava giù nel buchetto. Girando un po' il mondo, vediamo se la trovo, si trovano ancora spero che non ci sia nessuno della finanza, si trovano ancora le pillole della felicità, che però lasciano un po' il tempo che trovano. E allora, in questa epoca del tutto e subito, dei segreti, ho iniziato a ragionare, a capire, a vedere, ad esplorare quelle che sono le dimensioni di questa grande parola. E le dimensioni di questa grande parola che forse ci consentono di avere un piccolo o grande strumento per fare qualche passettino in più, soprattutto nel nostro essere educatori. Quindi oggi, tendenzialmente, non vi svelerò quello che è il segreto della felicità perché non penso che nessuno lo sappia. E questa è una cosa meravigliosa. Questa è la cosa probabilmente che mi rende più felice di svegliarmi la mattina e condividere quel poco che so, o quel tanto che so, di questo grande tema. Perché ho scelto di
andare nel mondo delle università, andare nel mondo delle aziende, andare nelle associazioni, di parlare di questo tema. È chiaro che davanti a me di solito trovo gli entusiasti, quelli che hanno già cominciato a prendere appunti, ma soprattutto trovo tanti scettici. Cosa ne sai tu di questo tema? Prima scherzavo con Sebastiano, una parte della mia vita l'ho passata fisicamente in aeroporto, praticamente vivevo in aeroporto, tipo The Terminal, e preso dalle 1001 cose, qualcuno lo chiamerebbe carriera, qualcuno lo chiamerebbe workaholic, drogato di lavoro, mi sono ritrovato in una fase storica dove effettivamente tutte le cose per le quali avevo studiato andavano benissimo. Mi chiamavano a fare gli interventi, continuavo ad avere un corso su corso, dopo si andava negli Stati Uniti, si tornava, si andava il giorno dopo in Scandinavia, eccetera, eccetera, eccetera. Bellissimo. E di base ero quella persona che lì fuori etichettavano come un ragazzo di successo. E mi ricordo benissimo, era il 15 di gennaio, e sono salito in macchina e andavo nella mia università a tenere una lezione al rettorato, quindi al rettore e ai professori che di solito io vedevo al di là della cattedra. Ero appena tornato da l'ennesimo, prima si parlava dell'aeroporto di Helsinki con Sebastiano, ero tornato dall'ennesimo viaggio in Scandinavia, forse un po' stanco, ad un certo punto ho abbracciato un camion. Non c'era prima, però a un certo punto c'è stato. E lì mi sono ricordato di un libro che lessi qualche anno prima, non lì per lì, nel momento in cui l'ambulanza mi stava portando all'ospedale, mi sono ricordato di un libro che lessi qualche anno prima, di una meravigliosa infermiera australiana che seguiva le persone che stavano affrontando, diciamo, l'ultimo miglio. Era un'infermiera delle cure palliative e una frase di questo libro mi ha colpito molto. Nessuno sul letto di morte si è mai lamentato di aver passato troppe poche ore in ufficio. Torno indietro. Nessuno sul letto di morte si è mai lamentato di aver passato troppe poche ore in ufficio. Si è lamentato piuttosto aveva una piccola remora sul non aver viaggiato abbastanza, non essere stato abbastanza con i propri cari, non essere stato abbastanza presente nella vita dei propri bambini, di non aver visto i propri bambini crescere, di non aver coltivato quella relazione che poteva essere veramente meravigliosa perché c'era da andare al lavoro, perché si era impegnati ad altro. E allora lì mi sono chiesto cos'è veramente importante, come posso fare a evitare di essere quel criceto in quella ruota che continua a girare e che non mi permette di godermi la vita così come potrei. Ancora sono stato veramente colpito nel momento in cui ho contestualizzato che quel giorno lì era il giorno di San Romedio, che da trentino è un santo che mi è particolarmente vicino. Mi ho detto ok, va bene, prendiamolo come un segno. Andrea, inizia a goderti la vita, il che non vuol dire carnevale di Rio de Janeiro tutti i giorni, ma cerca di trovare il modo per svelare la bellezza che c'è dentro di te e negli altri. E è il motivo per cui ho iniziato a girare il mondo, a studiare la cosiddetta scienza della felicità. La felicità può essere un qualcosa che potremmo etichettare come fuffa, ok? Nel senso un qualcosa di molto molto generico, in cui tutti noi abbiamo le nostre definizioni e quant'altro. Peraltro non so se sapete come funziona l'algoritmo di Google ti dà un consiglio in funzione di quante persone hanno fatto quella ricerca. Se voi cercate in inglese come diventare, il primo consiglio è come diventare felice. Quindi c'è un sacco di gente lì fuori che sta cercando una qualche piccola risposta, piccola o grande. E chiaramente non è semplicemente in questa epoca, perché ci sono state persone che hanno lasciato il segno nella storia dell'umanità, che hanno cercato di dare la loro personale risposta. La loro personale risposta che si può trovare
se qualcuno sblocca un po' di ricordi per chi ha fatto il liceo, da Seneca, Aristotele, Epicuro, ci ha scritto veramente tutti, ci ho scritto io, ci ha scritto ad un certo punto anche un certo Papa Francesco, che non so se qualcuno di voi conosce, l'anno scorso ha pubblicato questo libro, Ti voglio felice, all'interno del quale ha dato delle indicazioni, peraltro molto belle, e non solo alte, anche molto molto concrete, peraltro all'interno del quale ad un certo punto c'è un passaggio: diffidate delle persone che vendono la felicità in maniera semplice perché sono degli impostori. Io mi ritrovavo in questo perché ho detto, caspita, l'avrei scritto... Anche a me sarebbe piaciuto scrivere un libro con lo sfondo giallo con scritto Ti voglio felice. Ma la frase è: il centuplo in questa vita. Qual è la differenza che ci fa fare la differenza? E vivere tutte le vite che potremmo in questa vita. Se qualcuno di voi, e ve lo consiglio, faccio un po' di spot al mio Trentino, gli capiterà di andare al santuario di San Romedio, in cima a questa grande chiesa, proprio abbarbicata su una roccia, c'è scritto Memento Mori, che non è una cosa tanto allegra, ma che ti permette di vivere la vita tutti i giorni così come dovresti. E se il dovresti lo associamo al vorresti, male male non fa. Ma queste cose non le hanno dette solo i filosofi, non le hanno dette solo i papi. Negli ultimi anni, o soprattutto negli ultimi 20 anni, hanno scoperto più cose sul funzionamento del nostro cervello che in tutta la storia dell'umanità. Questo è un qualcosa che mi rende particolarmente felice, anche perché sono una persona che se non vede non crede, e quindi ha la necessità di acquisire qualche dato. Non possono essere solo filosofie, devono esserci anche concretezze. Vengo dal mondo della tecnologia e dell'azienda, quindi ho la necessità di toccare con mano cose e di vedere numeri, dati, prove. Non può essere solo ed esclusivamente quella la risposta, ma aiuta. E allora anche riviste come l'Harvard Business Review, ad esempio, hanno iniziato a inserire il tema del benessere al lavoro come uno dei cardini importanti. E allora io mi chiedo, ma se ce lo dicono i filosofi, e vabbè, magari non ci crediamo, ce lo dice il Papa, ce lo dice la scienza, c'è gente che inizia a parlare di benessere lavorativo e scienza della felicità all'interno delle università. Ci sono associazioni che creano addirittura un anno intero ragionando su queste cose e soprattutto per come essere dei bravi educatori in questo ambito. Allora a quel punto un po' di sostanza c'è, e nel 2023, quasi 24, è una scelta non investire sulla propria felicità, perché abbiamo tutti gli strumenti che ci permettono di andare in quella direzione. E non solo le riviste di tipo business e aziendale. A gennaio dell'anno scorso il Time, che è uno dei magazine più venduti al mondo, ha fatto un numero monografico, quindi parlava solo di questo, per arrivare a più persone possibili. Quindi sì, questo è il momento storico per iniziare a diffondere coscienza e coscienza tutto quello che è stato imparato su questo grande tema fino ad oggi. Fra le altre cose ho accennato poco fa che il tema della felicità è un tema che viene studiato anche nelle università. Lì sopra c'è scritto: psicologia positiva è il corso più seguito di tutta la storia di Harvard. E io dico, se ho da scegliere un corso all'università, piuttosto che scegliere il corso di sfiga perenne, mi iscrivo volentieri al corso di felicità. Sono d'accordo, ma a qualcuno potrebbe non piacere Harvard perché in quella parte hanno un po' la puzza sotto il naso. Allora vi racconto anche che a Yale il corso più popolare di tutta l'università di Yale è Scienza della felicità. Ho citato Harvard, ho citato Yale, la terza università più importante al mondo qual è? Sì, sono d'accordo con voi, l'Università di Trento. E quindi se anche all'Università di Trento la felicità si impara con l'esercizio, pratiche contemplative di benessere, bla 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 bla, vuol dire che il gotha delle università al mondo inizia a ragionare con i propri ragazzi di come
silenzio, ci si possa allenare alla felicità, come si possa educare alla felicità, quali sono perlomeno gli argomenti che dobbiamo affrontare, sia dalla nostra esperienza, ma facendoci, perché no, aiutare anche dalla scienza. E mi ha colpito molto, vedendo che è un movimento che muove decine se non centinaia di migliaia di persone nel mondo, scelga di investire in questo argomento. Mi ha fatto chiaramente molto piacere e mi ha fatto dire: sì, Andrea, non sei da solo, non sei un piccolo partigiano della felicità che comincia ad andare in giro nella Confindustria a destra e a sinistra a raccontare di questo tema, ma siamo in tanti che vogliamo un pezzettino alla volta cambiare un pochettino le cose. Ma arriviamo al dunque, al cuore della cosa. Quindi la premessa l'abbiamo fatta. Cos'è, secondo gli scienziati, la felicità? Diamo una definizione specifica. La felicità è uno stato mentale di benessere, peraltro benessere è ben-essere, stare bene. Quindi se a qualcuno di voi felicità non piace perché turba un po' il sentimento, benessere va benissimo. Se a uno non piace essere felice, almeno uno potrebbe puntare a dire: beh, voglio stare bene. Caratterizzato da emozioni positive che vanno dalla gioia intensa alla contentezza. Quindi la contentezza è la parte un pochettino più sfigata, gioia intensa se è a bomba. Peraltro sul grande mondo delle emozioni il consiglio è quello di guardare Inside Out, quindi il cartone animato con gioia, bla 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 bla. Non so se qualcuno è particolarmente aggiornato, uscirà Inside Out 2, che giustamente la bimba è diventata grande, adesso hanno aggiunto anche ansia, che male non fa. Okay? Comunque, all'interno di questa grande categoria, o meglio di questa grande range di emozioni, c'è veramente di tutto. Se io vi chiedessi cosa ti rende felice, probabilmente ognuno di voi avrebbe una propria risposta. E mediamente la risposta che esce da questa domanda, cosa ti rende felice, è un qualcosa che noi chiamiamo di breve ma intenso. Nel senso, passare una serata con gli amici, stare in casa fare una mattinata con tutti i miei colleghi, eccetera, eccetera. Il tema dell'allenarsi alla felicità risponde a un'altra domanda. Quali sono le cose, cosa faccio tutti i giorni per stare meglio? Cosa faccio tutti i giorni per essere felice? Qual è la piccola azione quotidiana che faccio per stare meglio? Tutti i giorni. Non è chi si iscrive in palestra che sta bene, o che fa un allenamento all'anno che sta bene, è chi fa piccole azioni consapevoli tutti i giorni. Non è chi scrive fra un po' arrivano i buoni propositi, stiamo andando al 2024, buoni propositi e voglio essere felice, io vorrei essere Roberto e mi fa tanto piacere. Quali sono le cose specifiche che possiamo fare per stare meglio? Ognuno di voi, se facessi un sondaggio, avrebbe un qualcosa di diverso. E questa è una cosa importante, perché l'allenarsi alla felicità e soprattutto trasmettere ai ragazzi e alle ragazze, ai nostri amici e alle nostre amiche cosa si potrebbe fare, non è una cosa così scontata, e a mio parere che mi dà molta tranquillità è che c'è una sorta di contesto di riferimento sul quale possiamo basarci. E questo contesto di riferimento è dato da una moltitudine di spunti che non sono monotematici, ma che vanno ad analizzare quelle che sono le buone pratiche che vengono da tante materie. Una sorta di cernita degli argomenti, delle buone prassi e quant'altro. Sicuramente la psicologia positiva, sicuramente la sociologia, sicuramente l'economia, le religioni, e uso il plurale volutamente, la biologia.
Non so se sapete che esiste un sito che si chiama PubMed. PubMed è un archivio di tutti gli articoli scientifici da un punto di vista medico che sono pubblicati al mondo, e si possono cercare per parole chiave diversi argomenti. Ad esempio, uno su tutti è il tema del perdono. Perdono che noi l'abbiamo imparato in oratorio, in parrocchia, eccetera, eccetera. Ci sono più di 2600 correlazioni positive fra benessere e perdono da un punto di vista scientifico, o meglio neuroscientifico, che ci permettono di dire adesso che perdonare ci fa bene alla salute. Così, pur parler, per darvi un'indicazione di quanta concretezza può esserci dentro delle parole che possono essere anche molto molto generiche a volte. Quindi ho girato dall'Istituto Nazionale di Felicità, che è a Copenaghen, in Danimarca, sono andato a sentire gli amici monaci shintoisti in Giappone, perché anche loro avevano la loro cosa, passando per la Thailandia, sono andato dagli amici islandesi, andando dai Navajo negli Stati Uniti, nelle riserve, e ognuno di loro avevano alcune idee. Sono andato nelle università e ho iniziato a dire, ok, e di concreto che dati avete? E da lì ne sono nati oggettivamente diversi spunti interessanti, che partivano quasi tutti da un grafico di questo tipo. Un grafico di questo tipo che tendenzialmente sono numeri inventati, non vuole dire assolutamente niente questo grafico, ma vorrei farvi prestare attenzione a lui o lei. Se questi fossero dati che stamattina, facendo un questionario, avessi raccolto, la mia attenzione sarebbe caduta su di lei o su di lui. Allora, nell'università ci insegnano che possiamo eliminare in modo statisticamente corretto perché notoriamente, giusto? Notoriamente è un problema di misura, lo chiameremo outlier, ci sballa tutto sta meraviglioso trend. E invece io sono curioso e mi sveglio la mattina per capire lei o lui che routine ha, cosa fa la mattina, quali sono gli elementi per i quali è più energico, ha un'energia di un certo tipo, da un punto di vista relazionale si interfaccia in maniera migliore o peggiore. Non voglio eliminarlo, voglio studiarlo. Qui non è un tema di quanto brava è la media, è di quanto riuscire a tirare questa media verso di lui o verso di lei. La psicologia positiva e la scienza della felicità si basa precisamente su questo. Prendo delle persone che eccellono, delle associazioni che eccellano, dei gruppi che eccellono, li studio e cerco di condividere quelle buone pratiche con tutti in maniera tale che si alza la media. Questo è un qualcosa, a mio parere, è un approccio meraviglioso e che ci permette di riuscire a capire perlomeno quali sono gli schemi, alcuni direbbero quali sono le possibilità di modellare queste eccellenze in maniera tale da, perché no, prendere per buono tutto, prendere per buono solo un pezzettino, ma almeno abbiamo una struttura. Su cos'è che si basa questa struttura? Un autore di riferimento ve lo vorrei consigliare. Questo autore si chiama il professor Martin Seligman, Daniel Goleman lo citeremo dopo. Il professor Martin Seligman è stato il presidente dell'ordine degli psicologi degli Stati Uniti d'America, il quale ha scritto un libro che si chiama, in italiano è Fai fiorire la tua vita, in inglese suona molto meglio, si chiama Flourish. Fai fiorire la tua vita, dà qualche indicazione su quello che potrebbe essere un modello che ci permette di avere degli spunti concreti. Ad esempio lui dice, nel momento in cui tu vuoi fare fiorire la tua vita o vuoi fiorire la vita degli altri, che è un po' il compito che gli educatori hanno, inizia a ragionare su alcuni elementi. Primo elemento, emozioni positive, positive emotion. Quali sono quelle capacità che il ragazzo o la ragazza, che l'adulto o l'adulta, deve riuscire a conoscere, e qui entra Daniel Goleman con intelligenza emotiva e l'agilità emotiva, e che ci permette di muoverci nel mondo in un certo modo. Come possiamo evitare di essere sopraffatti dalle emozioni?
Come possiamo reagire in maniera resiliente agli stimoli che arrivano nella vita? Come possiamo fare a far sì che le minacce riescano ad essere delle opportunità? La seconda cosa, assieme alle emozioni positive, che ci consiglia di andare a approfondire, è la parte di coinvolgimento, engagement. Quante e quali cose facciamo durante la nostra giornata, durante la nostra settimana, che ci fanno entrare in quello che quelli bravi chiamano stato di flusso. Quello stato attraverso il quale il tempo passa più velocemente e siamo propensi e super volentieri prendiamo e andiamo, facciamo cose. Quante cose possiamo tagliare nella nostra giornata per far posto a queste attività che ci fanno stare bene? Emozioni positive, coinvolgimento. Terza, relazioni. Un certo Jim Rohn, autore americano, dice: noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più. Le 5 persone che frequentiamo di più sono persone che ci stimolano, che ci supportano, che ci spronano, che ci aiutano, che ci motivano, o sono di quel gruppo di persone che dicono: no, ma veramente ti alzi, vai a San Vendemiano anche stamattina a fare quella roba lì? Ma lascia perdere alla tua età, ma per l'amor di Dio? Peraltro tratto da una storia vera, ok? Tante storie vere. Oppure sono quelle persone che ti dicono: ma sai cosa? Se ti piace, riesci la tua luce a diffonderla anche sugli altri, continua ad andarci e raccontami com'è andata. Perché il tema è un po' quello: nel momento in cui riusciamo a condividere e a valorizzare le nostre emozioni positive, riusciamo a trovare un significato di un certo tipo alle cose che stiamo facendo, riusciamo ad avere relazioni che siano relazioni sane, che ci spronano, che il nostro gruppo dei pari è un gruppo che vibra alla nostra stessa frequenza o che va alla nostra stessa velocità, allora a quel punto cominciamo ad avere almeno degli strumenti che siano coerenti. Ma questi da soli chiaramente non bastano. Altri pilastri che possono e devono essere presi in considerazione nel momento in cui abbiamo la necessità di andare a creare quella che chiamo disciplina della felicità, che è un qualcosa che suona un po' distonico, disciplina e felicità. Disciplina è una parola meravigliosa che abbiamo in italiano perché è discepolo, insegnare a qualcuno cose. Se riusciamo a creare, a trasmettere quella disciplina della felicità, allora a questo punto abbiamo fatto bingo. Cos'è che ci manca oltre alle emozioni positive, al significato, alle relazioni, al trovare qualcosa che ci piace e che ci coinvolga? Quelle possono essere le basi. Quali sono le altezze della scienza della felicità? La gentilezza. La gentilezza anche da un punto di vista organizzativo, come valore. Essere dei leader gentili è un tratto distintivo che ci aiuta a muoverci nel mondo in una certa maniera. L'intelligenza linguistica, come le parole incidono sulle azioni delle altre persone. La gratitudine, altra cosa che a volte che non è il grazie della cassiera al supermercato. La gratitudine è quanto sono fortunato o fortunato ad essere qui stamattina con queste persone a far risplendere un po' di luce che c'è dentro di me. Il riuscire a essere nel qui e ora, gratitudine, intelligenza linguistica, perdono, che perdono, peraltro si aprirebbe un capitolo interessante. Nel momento in cui ho scoperto che perdono è composto da due parti, perdono nel senso che mi faccio un regalo nel momento in cui perdono e lascio andare, a questo punto è un'altra grande altezza che possiamo andare a identificare. E quindi la somma di queste cose, dalle emozioni positive fino al perdono, alla gratitudine, alla gentilezza, sono una piccola cassettina degli attrezzi, oppure se non vi piace la metafora della cassettina degli attrezzi, un po' come un carrello con le mazze da golf, all'interno delle quali nel momento in cui abbiamo da tirar fuori la nostra pallina dalla sabbia, a quel punto possiamo veramente trovare la mazza giusta. E qui vado verso la conclusione.
La disciplina della felicità, o meglio, l'educazione alla felicità, se vogliamo che sia efficace, ha la necessità di avere un metodo. Divido in due grandi modi il tema di ragionare, pensare e agire in termini positivi. Il primo è quello che chiamo modalità Hakuna Matata tipo Re Leone, quindi se volessimo portarla in italiano potrebbe essere io speriamo che me la cavo. La modalità di educare alla felicità, io speriamo che me la cavo, è prendo tutto quello che secondo me è giusto e cerco di trasmetterlo agli altri sperando che Dio me la mandi buona e che sia veramente la cosa interessante. L'altra modalità, molto meno romantica, è quella che chiamo modalità Ikea. Quindi esistono tutta una serie di possibili spunti, se non istruzioni, possibili spunti, che possiamo fare nostri e iniziare a costruire tipo dei Lego, mattoncino dopo mattoncino, quella che è il nostro programma di educazione alla felicità. Vi lascio un piccolo spunto. Il piccolo spunto, visto che stiamo parlando di scienza, è di una certa professoressa Libor Minsky dell'Università di Psicologia della California, della South Carolina, che ci dice, il suo studio più importante ci dice, che la felicità è come un grafico a torta. Il 50% della felicità del singolo viene da una tematica di tipo genetico. Siamo più o meno predisposti ad essere positivi nei confronti di quello che ci capita. Vi è un'altra piccola parte, che è quella in azzurro, che lei definisce come circostanziale. A seconda dell'età, a seconda del posto in cui sono nato, a seconda delle cose che mi sono capitate, posso essere più o meno. E qui va benissimo l'esempio, non so se qualcuno di voi ha mai fatto servizio o ha mai avuto la possibilità di andare all'estero, magari nei paesi, quelli etichettati come paesi del terzo mondo, ci sono dei bambini che sorridono con niente. Non so se adesso siete in imbarazzo come me in questa fase storica nel dire ok, ai miei nipotini adesso cosa regalo a Natale? Come posso farli sorridere? Come posso trovare quella cosa che già non avevano? Ma se guardiamo un po' indietro, noi magari ne avevamo molti di meno. Se parliamo con i nostri nonni erano felici con zero niente. E quindi c'è questo tema del dove vivo è sì indicatore ma non è l'ultima cosa. Ma quello su cui vorrei prestare particolare attenzione è la parte in giallo, le cosiddette attività intenzionali. Una grandissima fetta della nostra felicità è legata alla scelta che noi facciamo di azioni che ci permettono di stare meglio. Questo è un qualcosa che in diversi momenti e in diversi frangenti la scienza ci dice. Alcune cose sono genetiche, va bene, ma alcune cose possiamo scegliere di metterle a terra per riuscire a trovare il nostro benessere. Il minimo comune denominatore, il filo rosso che tutti questi studi mettono in luce però è che la felicità è una competenza che può essere allenata, condivisa, spostata da un punto di vista concettuale da noi agli altri. Io mi sono fatto una mia personale definizione di felicità, tutti voi probabilmente ne avranno una che è molto diversa dallo stato di intensa gioia, bla bla bla, che leggiamo sui libri. La mia personale definizione di felicità è riuscire a svelare tutti i giorni la bellezza che c'è dentro di me e negli altri. E questo è il motivo per cui mi sveglio la mattina, riuscire a trovare la versione migliore di me stesso e riuscire a tirar fuori la versione migliore degli altri. E è quello che ho scelto di fare anche questa mattina, quando sono partito dalla montagna, sono sceso a San Vendemiano e ho scelto di piantare un piccolo semino di curiosità e dubbio all'interno della vostra testa, in maniera tale che anche voi riusciate nella migliore delle modalità che approccerete
a iniziare ad educare in maniera consapevole anche tutte le persone che con voi scelgono di affrontare questa strada, non solo nel 2024, ma anche negli anni a venire. Allora, grazie mille Andrea per tutti questi contributi. Io faccio parte di quella a cui stamattina è stato chiesto da mia mamma, ma dove ti va ancora a sta età? Quindi vabbè, a posto così. Non rubo tempo adesso, lo lasciamo poi dopo per i confronti e introduco Sebastiano Zanolli. Una persona che per lavoro fa il motivatore e che lavora nelle aziende, quindi in un ambito completamente diverso da quello che è l'associazionismo, il servizio, eccetera, che mi ha fatto un sacco di domande mettendomi in crisi. Ma perché mi chiedi questa cosa se già fai parte degli scout, eccetera? Quindi adesso vi racconterà lui. Ci tengo solamente a dirvi che nella sua presentazione lui dice che fa del suo meglio, parola che ritorna, perché tutti raggiungano il loro successo, che significa vedere realizzati i propri ideali per quanto strani o piccoli essi siano. Lo lascio con questa cosa e lo ringrazio. Grazie. Intanto grazie per avermi invitato e grazie ad Andrea per aver introdotto questo tema. Non abbiamo detto di cosa gli parlerò. Io sono qui per il karaoke, Lo in fai verità. tu. Io sarei qui per il karaoke. No, vabbè, glielo dico io, così per le 14:30 dovremmo aver finito tutto il mio intervento. No, vabbè, Fantastico, il vescovo poi però ci parli tu. No, col vescovo non sono titolato. Allora, avete sentito il tema di Andrea sulla felicità. Io mi pongo un po' a valle di questa cosa. Prima di tutto è successo quello che temo sempre di più in queste situazioni, che qualcuno usi questo termine terribile che si chiama motivatore. Allora, porta pazienza, mi sono dimenticato di dirgli, per favore no, perché in questo tipo di mondo chi studia una cosa, chi si interessa di una cosa, e a me interessa questa cosa da tantissimi anni, la motivazione, il tema della motivazione, poi viene trasformato in un'attività che è il motivatore. Ecco, io addirittura penso che non esista nemmeno la figura del motivatore, né più nemmeno di che non esiste la figura del palestratore, no? Nel senso che uno ti può aprire una palestra, può spiegarti, può dirti, però dopo ci devi entrare tu, e tu l'hai spiegato bene che è un'attività, no? La felicità è un muscolo volontario. Quindi lo dico, lo sottolineo perché, come mi diceva il mio primo mentore quando ho cominciato a provare a cimentarmi in attività di questo tipo, mi diceva, Zanolli è un signore molto più anziano di me, si chiama Mario Silvano, compiantissimo formatore in tema di vendita, diceva, Zanolli, si ricordi che quando le persone sono sedute davanti a lei, non la conoscono, lei esce, hanno una sola domanda in testa. E io dicevo, mi dica dottore, quale? Chi è questo imbecille? Ecco, allora, siccome è così, io vi ho lasciato un libricino che mi porto sempre via con me, perché nella terza di copertina troverete un minimo di biografia mia, quindi nell'ultima pagina sostanzialmente troverete un minimo di biografia, su cui non vi tedio, perché questo non è il mio mestiere naturale, nel senso che io ho sempre lavorato in azienda e in questa veste vengo qui. E mi pongo appunto alla fine del ragionamento di Andrea, perché io ho una serie di, come dire, idee, non li chiamo nemmeno suggerimenti né consigli, insomma di spunti che se vi sono utili, visto che mi hanno detto che qui davanti ho delle persone che in qualche maniera collaborano, gestiscono, guidano altri gruppi, risponde a verità a questa informazione? Ma perché ogni tanto mi danno informazioni sbagliate, magari no. Sì. Chi ha delle persone da condurre in qualche maniera? No, perché appunto risponde a verità, quindi questo mi tranquillizza perché sennò avevo sbagliato completamente, dovevamo passare al piano B che è appunto il karaoke. E allora è in questa veste che mi pongo qui davanti a voi, non tanto come quello che ha una scienza, cioè una verità infusa, cosa che io non posso avere, ma come uno che è appassionato da tanto tempo, e non vi tedio sulla mia esperienza, su questo tema della motivazione, perché le persone fanno le cose, perché le persone non fanno le cose. A me piace studiare questo tema e questo ha dato il via, dopo tanti anni di carriera in azienda, anche a questo tipo di attività, che in questo caso faccio per motivi anche di simpatia, simpatia sia personale che collettiva, perché apprezzo molto quello che fate. Detto questo, così mi pongo. Facciamo così, io preparo un buffet di cose e il buffet per sua caratteristica ha che se uno ha voglia mangia, se uno non ha voglia non mangia, e quindi la mettiamo così.
Quindi quello che io volevo toccare con voi è, ma come si fa a fare in maniera che la gente lavori in team, cioè lavori insieme e sia anche felice? È una domanda interessante. Però più entusiasmo non era male, cioè, così, tutti quanti che fanno tutti, però quando la rifaccio la domanda, è una cosa interessante? Ah, questo è entusiasmo, sì, perché se no... Ho anche un esercizio per voi alla fine. Sì, grazie. Allora, facciamo così. Comincio dall'inizio, perché se è interessante, comincio proprio dall'inizio. E io lo dicevo, ed è vero Elisa, perché ho detto, ma sei sicura? Questa è già la seconda volta, infatti ho trovato qualcuno che ho trovato una decina d'anni fa in un frangente simile. Perché c'è questa situazione in cui conosco appunto gente che fa scoutismo, e quando mi chiamano a parlare dico, ma tu sei veramente sicuro che io devo venire a parlare agli scout? No, perché dovete sapere una cosa, io quando vado in giro nelle aziende a parlare, di solito a un certo punto dico, ragazzi, se volete risolvere i problemi di motivazione e quindi di felicità, perché capite bene il nesso causale importante, se una persona è motivata a fare qualcosa, è contenta di farlo, se è contenta, io non so se sia una situazione di felicità, che è un sentimento di picco, quindi si definisce anche per la mancanza di felicità, o di gioia, che è una situazione un po' più continuativa e più di lungo periodo e costante. E lì potremmo aprire anche un dibattito un po' filologico, però non è questo che volevo toccare. Però di solito, quando io vado in un posto e mi dicono, no, perché qua le persone non hanno tanta voglia, qua parlo di ambienti aziendali, io tiro fuori dalla mia borsa magica un esempio e dico, se foste come gli scout avreste risolto tutti i vostri problemi. Ma è vero, ma anche lì da te, voglio dire, io tiro fuori questo esempio, a dire la verità, vicino dico anche, o guarda le feste degli alpini, per esempio, anche. Che però lì il motivo per cui vanno tutti d'accordo è un altro. Lo dico con rispetto, in quanto figlio di un alpino. Lo dico con rispetto. No, vabbè, però davvero, quindi io mi trovo in imbarazzo personale perché io di solito porto la vostra organizzazione come esempio di organizzazione che funziona bene da un punto di vista motivazionale e anche della produzione di felicità / gioia, mettiamola così. Ed è anche vero, ne parlavo con Andrea prima, no? Dicevamo, che bello, tutti quanti che partecipano, via così. No, non accade sempre così nelle aziende, però tant'è. Detto questa prima cosa che mi porta a ragionare su un altro aspetto, io mi sono segnato stamattina mentre ascoltavo la canzone quella, cos'è? RN24, giusto? Tutti i protagonisti spesi per un ideale. Altro verso, la mia felicità comincia anche da te. La partita mai finita è il gioco della vita, forse l'ho spostata, ma comunque diceva questo. Poi durante la preghiera, gioia, allegria, perché tu mi ami, rivolgendosi al Signore, comunque alla divinità, al divino. E perdonami se dimentico questi aspetti. Ora, tutte quante queste cose di per sé sono praticamente quelle che ci ha fatto toccare Andrea, sì o no? Cioè voglio dire, siamo tutti protagonisti, lo spendiamo per un ideale, insomma. Il punto su cui riflettevo io è che questo tipo di ragionamento e questo tipo di fede dovrebbe già stuccare di per sé ogni domanda sul fatto che qui dentro, per forza di cose, e con i gruppi che gestiamo, produciamo felicità. Non so se mi sto spiegando, ma se questo è vero ed è incarnato, la felicità o la gioia è il risultato. Ma perché? Ma perché nel messaggio evangelico, Giovanni, no? Nessuno potrà togliervi la vostra gioia, Giovanni. Oppure, che ne so, Sant'Agostino che diceva è essenziale il desiderio di essere felici, ci tornerò più avanti. Papa Giovanni che fa un libro sulla felicità, che dice essere felici nelle battaglie è il vero punto. Non so se mi sto spiegando, se pongo un tema abbastanza interessante. Come dire, c'è un punto che forse che io non posso risolvere naturalmente, io posso dirvi quali sono eventualmente degli strumenti e dei metodi con cui io, o gente come me,
in organizzazioni sociali che hanno altre caratteristiche cerchi di produrre motivazione e quindi felicità. Questo io posso fare. Però il primo punto che volevo condividere con voi è che se i messaggi che io sento nelle preghiere o nei canti sono incarnati, non c'è motivo per cui non si produca gioia e felicità. Questo silenzio cosa significa? Che state pensando oppure... Beh, lo capite, no? Perché la promessa di felicità è già dentro, il metodo è già questo, l'ha detto lui. Quindi io questo tema ve lo lascio di riflessione perché non è il mio mestiere e io quando porto come esempio, per esempio voi, è perché il primo punto, cioè il chiaro senso di quello che sto facendo e che stiamo facendo come team e il chiaro significato di quello che stiamo facendo come singoli, come team, voi avete questa enorme bravura, fortuna, missione, visione di averlo già super definito. Tu hai un'azienda di brugole, non è così. Cioè, tu hai un'azienda di brugole, tu di brugole dici tutti i protagonisti spesi per un ideale. E dico, qual è l'ideale? Vendiamo brugole. Sì, no, voi ridete, ma esistono le aziende di brugole, ne parlavamo prima. Quindi va a dirgli, quindi, tu gli dici, guardi, per essere un po' motivati e mettere in tiro bisognerebbe essere tutti protagonisti per un ideale. Qual è il suo ideale? Vendere brugole. Non è così banale. Quindi, primo punto che volevo condividere con voi, sto attento, ce la faccio. No, perché mi hanno dato i tempi, dopo c'è question time. Primo punto è il chiaro senso e il significato. Il chiaro senso e il significato, io quello che vi posso dire, che ho compreso, è che il significato non può essere solamente collettivo, ma deve essere anche individuale. Come dire? Il primo punto per ottenere una motivazione che apra la porta poi alla felicità / gioia, e qui non voglio scomodare Papa Francesco, però quando dice nella sua lettera sulla felicità, dice per esempio che non è che ti vada tutto bene la felicità è gestire le battaglie che ti vengono addosso. Ecco, per ottenere questo fatto qui, tu devi avere un forte senso e significato alle cose. Se non hai senso e significato alle cose, e dovrei scomodare Viktor Frankl per dirne uno, insomma, dovrei dire che più ci siamo chiariti il primo punto, che è senso e significato, più è facile trovare una spiegazione alle traversie, ai problemi, alle rogne, agli attriti che tu trovi lavorando insieme. E ce ne sono tanti. Quindi questo primo punto è, ma io ho davvero chiaro qual è il senso di ciò che stiamo facendo? Come gruppo abbiamo davvero chiaro il senso di ciò che stiamo facendo? E perché questo si verifichi, io parlo di gruppi, e voi per favore fate la fatica di contestualizzare nel vostro specifico, perché io non conosco la dinamica specifica, però diciamo così la regola vale per tutti e se messa in contatto con la propria impronta digitale propria del proprio gruppo, magari voi potete fare qualche ragionamento ulteriore. Perché non avviene che il senso è chiaro per tutti e il significato di quello che stiamo facendo è chiaro per tutti? Ma a volte, e qui mi sposterei sulla parte della selezione, cioè come entrano dentro le persone in un team, in un'organizzazione? Beh, se fosse un'azienda, attraverso una selezione. Se è un'organizzazione volontaria, le dinamiche sono diverse. Però quello che voglio dire è che le persone hanno chiaro il senso e il significato, prima di tutto, se vengono scelte bene o se entrano dalla parte giusta con tutte quante le carte chiare sul tavolo. Perché se tu fai brugole e a te brugole non piacciono e entri dentro in un posto in cui si vive di brugole, non è strano che farò fatica a spiegarti il significato e il senso della brugola. Quindi questo è un della serie. I gruppi funzionano bene quando hanno chiaro il senso e il significato ed è facile che ce l'abbiano chiaro se sono selezionati bene. Mi fermo e vi lascio il ragionamento. Quindi tirare dentro persone che non vogliono essere tirate dentro non è un po'... non è, diciamo così, un inizio particolarmente giusto. Però vedete i distingui che bisogna fare fra le organizzazioni profit e le organizzazioni di questo tipo?
c'è qualcosa da ragionare, che ripeto, la seconda volta poi non lo dico più, lascio al vostro senso critico. Cioè dovete usare quello che ho io, che viene da un altro ambiente, per vedere se cosa vi è utile. Il buffet di cui vi parlavamo prima. Quindi la selezione è un pre. E poi invece una volta che siamo già, questo è il nostro gruppo, e dobbiamo funzionare bene, motivarci bene, in maniera da creare dinamiche felici e gioiose, che non significa che facciamo sempre festa, ma vuol dire che nelle avversità troviamo senso e significato, quindi qual è il tema? Beh, intanto per avere chiaro il senso e il significato bisogna liberare l'organizzazione, il team, il gruppo, dalla paura. La paura di cosa? Beh, secondo Freud le grandi paure dell'uomo no, erano la paura della morte, la paura della malattia, e Freud, che è particolarmente pessimista, dice la paura del prossimo. Perché il prossimo comunque crea delle paure, no? L'inferno sono gli altri, no? Ed è un tema. Qui noi ne facciamo un portato ideologico e diciamo che tutti siamo protagonisti, gli altri sono protagonisti, però non darei così per scontato che all'interno di un gruppo ci sia qualcuno che non vive particolarmente bene la dinamica col prossimo. E se tu hai una missione, un senso e significato in cui il prossimo è te, un messaggio di questo tipo, beh, insomma qualcuno glielo deve spiegare bene, ma per poterglielo spiegare bene o per potersi fare delle buone domande si tratta di liberare l'organizzazione dalla paura. È una cosa che una signora che si chiama Edmondson chiama fearless organization, le organizzazioni senza paura. Anche su tutti quanti i temi che io tocco così, ragazzi, se avete bisogno sul libro ci sono tutti i miei contatti, mi mandate, vi mando bibliografia, link, volentieri, faccio davvero volentieri. Però questo fatto del liberare l'organizzazione dalla paura, che è il mio secondo punto, ha a che fare con, me ne sono segnate qui, no? Le caratteristiche poi pratiche, perché uno potrebbe dire sì, ma quindi cosa devo fare? Ascolto, esempio, feedback, gestione degli errori. Ti ripeto, ascolto, esempio, feedback e gestione dell'errore. Capite che solo su queste 4 cose potremmo stare qui 2 giorni a ragionare, però ve le asciugo sul fatto che l'ascolto per liberare l'organizzazione della paura è fondamentale. Qualcuno potrebbe dire, ma nel mio gruppo non c'è paura, difatti, probabilmente magari non c'è. Ma guardate che non sto parlando della paura, la paura quella cosa mi farà, è la paura degli altri, del non piacere agli altri, dell'essere giudicati incompetenti, del non essere giudicati all'altezza, che fa sì che io non ti chieda, se io non ti chieda tu non mi spieghi il significato, tu ce l'hai in testa tu il significato e dai per scontato che il tuo significato sia mio. Quando poi parliamo di tematiche di tipo religioso, spirituale, la possibilità di non intendersi è enorme. È enorme. Cos'è il bene? Bravo, cos'è il bene? Per cominciare a dirne una. Guardate che io non vi sto dicendo cos'è il bene, sto dicendo a voi come protagonisti della vostra singolare avventura, avere un'organizzazione in cui tu puoi dirmi, ma esattamente cos'è questa storia qua che stiamo dicendo? E questo lo fai se non hai paura di una reprimenda, di un giudizio, di un'opinione. Basta. Sottolineo questa cosa e dopo vado via veloce sugli altri, perché noi non veniamo da un ambiente anche scolastico abituato ad ascoltare per capire. Noi proveniamo da ambienti scolastici, giustamente anche per certi versi, che sono stati studiati per vedere se sai. Quindi sono particolarmente attenti allo sbaglio che fai. E non c'è niente di male, nel senso che dimmi cosa è successo in questo periodo storico, tu me lo dici e io ti ascolto per capire quello che non sai o quello che hai imparato male. Mentre invece questo tipo di ascolto è un ascolto che è destinato a cercare di capire quello che ti serve. L'ascolto per capire cosa ti serve è diverso dall'ascolto fatto per capire cosa non sai. Non so se capite a questo punto la differenza, ma è davvero tanto importante, perché il secondo tipo di ascolto prevede non essere giudicanti. Prevede sospendere il giudizio. Dimmi, e si chiama carità interpretativa, come un signore che si chiamava Davidson, e dice dovresti porti davanti alle persone con una carità interpretativa. E carità, sentite questo tema della carità, come dire io sono qui e farò tutto il possibile per capirti, cosa che non è particolarmente semplice in questo periodo storico per la polarizzazione ideologica che avviene. Non so se avete notato, ma questo periodo storico è un periodo storico in cui, per quelli della mia età, io sono del 64, però preferiresti vedere ancora le tribune politiche tra Don H. La Malfa, Forlani e Berlinguer, piuttosto che vedere che era gente che tutto sommato si metteva davanti e diceva fammi capire che così dopo vediamo, piuttosto che quelli che adesso in cui funziona che tutti gli scemi stanno di là, tutti i giusti stanno di qua e il dialogo è impossibile, e questo è un problema.
è peggiorata la situazione, quindi la capacità di ascoltare diventa ancora più importante. Sulla capacità dell'esempio non dico niente perché tra l'altro tutte quante cose che sapete bene. Sulla capacità di dare feedback magari spendo solamente il fatto che dare feedback alle persone vuol dire essere molto interessati al futuro e quindi non interessati a reprimere l'errore, ma a prendere l'errore e trasformarlo in possibili comportamenti futuri. Questa detta così sembra una banalità, però quando lo devi fare devi passare dalla veste di giudice, magistrato, opinionista di Maria De Filippi, in cui tu hai un'idea su tutto e dici agli altri come fanno, a una in cui tu ascolti, noti l'errore e lo trasformi in attività migliorativa di qualche natura per il futuro, quindi in comportamenti. Però questo fatto di rivalutare l'errore come unica forma di campanello e anche di strumento per migliorare e la capacità di dare feedback e quindi dare delle informazioni che servano ai soggetti, al tuo gruppo o ai singoli del tuo gruppo per migliorare, diventa importante. Ci siamo ancora? Sicuri? È rilassante questa cosa perché sono stato in una banca e ho parlato per 2 ore, e il tema era migliorare l'attitudine alla vendita. Bene, mi sembra, semplice. Dopo 2 ore un signore ha alzato la mano, era negli ultimi banchi, però fa, ma mi scusi, ma questo non è il corso sulla MiFID 2? Al che mi sono accorto che posso parlare per 2 ore senza spiegarmi. Perché mica è colpa sua, se non ha capito non mi sono spiegato io. Quindi non vorrei che alla fine uno si alzi e dice, ma questo era MiFID 2? No, questo è quello che diceva lei prima. Vado avanti che ho altre cose da proporvi. Allora, un terzo punto che a me sta a cuore, se dovessi parlare di motivazione con dei colleghi, degli amici che mi domandano, ma tu che testimonianza puoi dare su quello che vedi, è questo. Per avere persone che abbiano chiaro il senso e il significato, è importante avere una situazione senza paura, è importante scegliere bene una situazione senza paura e poi persone che facciano amicizia con la realtà. Questo potrei trasformarlo in maniera un po' più articolata parlando di project management o parlando di stoicismo. 2 dei 3 libri che ha mostrato Andrea si riferivano ad autori stoici. Gli autori stoici hanno un bel portato della realtà, a mio modo di vedere, chiaramente laico, non poteva essere diversamente, ma però dicono sostanzialmente, occhio, tu puoi scherzare su tutto, meno su ciò che è. Cioè, io posso dire tutto, possiamo ragionare su tutto, tranne far finta che qui non ci sia un buco. Uno dice, però non mi piace. No, ti piace? No, però c'è. Quindi ti consiglierei di fare attenzione. E questo lo dico solamente perché quello che mi succede molto spesso, e mi succede perché l'ho imparato e anch'io appartenevo a questa categoria, si confonde molto spesso nei gruppi il ragionamento di fronte a un problema, di fronte a una vicissitudine, il problema si confonde spesso la discussione tra come dovrebbe essere il mondo e come si vive in questo. Allora ripeto, perché anche qui per avervi conosciuto, per aver parlato con molti di voi, per avere amici, questo nelle associazioni che hanno un portato anche ideologico, quindi che propongono una visione della vita, molto spesso si confonde. E quindi noi abbiamo un problema che si trasforma dopo un po' a parlare di come dovrebbe essere la situazione. Ok, però sono 2 robe diverse. Il problema è qui, la situazione è qui. Cioè, faccio un esempio, se adesso prendono questa stanza, un elicottero gigante, la porta in mezzo alla foresta del Borneo e ci lascia lì, e noi apriamo la porta e fuori siamo lontani da ogni civiltà, abbiamo 2 cose da discutere. 1, bella anche quella colonna sonora, mi è mai capitato come i DJ, grazie. Perché ci stava anche come, pensavo, ma guarda che bello che mi hanno messo la... Bello. No, ci calano lì e noi ci possiamo mettere a discutere, 1, del perché siamo lì e di dove vorremmo essere, oppure come ce la caviamo in questo momento. Non è che nessuna delle 2 domande è sbagliata, ma se io confondo i piani e presumo che parlando del perché siamo lì, io alla sera ho da bere e da mangiare, sto sbagliando. Ma non lo devo dire a voi che siete gente molto pratica. Però il rischio c'è. Il rischio c'è che le persone dentro i gruppi parlino continuamente di come dovrebbe essere la cosa in teoria e non si prestino a risolvere il problema. Anche qui ve lo lascio come materiale per pensare, no?
Però tenere separati i piani non vuol dire essere ipocriti, vuol dire che c'è un momento per ragionare e un momento per fare. Altro punto, la motivazione in generale ho trovato che potrebbe mancare indipendentemente da quello che... Cioè, fino adesso abbiamo ragionato, per qualche motivo la motivazione e quindi la capacità di approcciare in gioia e letizia le rogne, le problematiche, perché guardate, anche quando dico rogne e problematiche o attriti, è comica la faccenda. Io ho un esempio che mi è capitato, di cui scrivevo anche in un libro. Io avevo un collega in azienda che faceva ultramaratone. Non so se sapete cosa siano le ultramaratone. Ultramaratone sono delle cose incredibili in cui uno al venerdì sera si mette una pila sulla testa, va in montagna, per 2 giorni corre come un forsennato su e giù per i monti, scappa a mufloni impazziti, insomma ne fa di tutti i colori, scappa di pericoli, si salva e lunedì torna a lavorare tutto contento, pieno di ematomi, graffi, cioè, no, è una roba proprio contento. E questo ragazzo che era con noi che ci raccontava questa grande avventura che aveva affrontato, mentre parlavamo in ufficio e ci raccontava di che vitaccia aveva fatto sia per prepararsi per poi questi 2 giorni in Val d'Aosta, un disastro, una collega gli dice, mentre parlava, a proposito, guarda che è finita la carta e la stampante, me ne prendi una risma, e la risma era tipo dietro qui. Questo si è girato, fa, Madonna mia, ma sempre io. Perché ci siamo girati tutti quanti, perché questo aveva consumato 60.000 calorie in 2 giorni, doveva fare un favore alla persona. E questo aneddoto lo uso solamente per dire che in verità problemi, conflitti, battaglie, attriti hanno un altissimo profilo soggettivo. Cioè questo non vedeva come un problema fare certe cose, ma vedeva un problema portare a casa la risma di carte. E quindi quando io dico motivazione delle persone, attenzione perché ognuno delle persone ha una valutazione diversa di ciò che vale la pena fare e di ciò che non vale la pena fare. Ecco il perché è così importante chiarire fin dall'inizio senso e significato. Ma poniamo che siamo arrivati a questo punto e nel tuo gruppo tu ti trovi delle persone che non sono più motivate. Ecco, io ho 4 suggerimenti a riguardo. Il primo si lega a quello che abbiamo già detto. Se tu ti ritrovi con delle persone che non hanno motivazione, il primo tentativo che potresti fare è riattivare il focus, cioè quindi ristabilire il legame sulla motivazione primigenia per cui la persona ha fatto quella scelta. Perché sono entrato lì? Perché ho fatto questa scelta? E cominciare a riparlarne potrebbe riaccendere la fiamma del motivo per cui l'ha fatto, il desiderio e la passione che l'ha spinto. Adesso capite perché sarebbe una buona cosa evitare di costringere le persone a partecipare alle organizzazioni, perché nel caso in cui non trovino motivazione poi riaccendere la passione con questo strumento è impossibile. Il secondo suggerimento ha a che fare con le fonti. Le fonti sono trovare persone, testi, canzoni, qualsiasi forma comunicativa, fisica o anche intellettuale, che ispiri la persona a voler essere o avere ciò che vede incarnato in quella forma di perfezione. Ora, francamente, voi qui cadete sul morbido, avete solamente fonti interessanti a cui rifarvi. Gli ambiti, e ne ha parlato prima Andrea quando parlavi delle persone che frequenti, no? Gli ambiti è più facile trovare motivazione se stai insieme con gente che ha la tua stessa lettura dei problemi. Cioè, per il mio amico ultramaratoneta è più facile essere motivato se stai insieme con altri 5 ultramaratoneti. Se stai insieme con altri 4 miei amici che vogliono solamente star fuori a bere spritz, avrà dei problemi, perché gli diranno, no, guarda che adesso è il momento per farsi lo spritz, non per andare a correre in montagna. E anche questo, quello dell'ambito, questo secondo me, però la mia lettura, voi qui dovreste cadere sul morbido, perché l'ambito è motivante. Cioè, provate a pensare se uno veniva qui stamattina senza voglia di stare insieme agli altri. È fregato. Una vita disastrata. Quindi questo dovrebbe essere buono. Però, attenzione, qui mi sono messo un appunto, perché è vero che questo è il leitmotiv dominante, però è anche vero che a volte
dentro i singoli gruppi, questo è un gruppo grande, è un'occasione particolare, però nella vita quotidiana dei gruppi potrebbe esserci una perdita di motivazione. Ecco, lì c'è un elemento che si chiama pressione sociale, funziona più o meno così. Se la maggior parte delle persone all'interno di un gruppo ha una pulsione verso qualche direzione, di solito schiaccia gli altri in maniera o da farli entrare da un punto di vista motivazionale, oppure farli uscire. E qui, per chi coordina gruppi, avere un'idea di che tipo di pressione sociale si sta sviluppando all'interno del gruppo è un ottimo indicatore sul da farsi. L'ultimo punto è l'attività, sul quale sto poco, ma ve la lancio lo stesso, visto che questa è l'idea che mi era stata anche data, dare degli spunti. Attività vuol dire, sono tutte tante le modalità con cui tu ti informi, attività creative, con cui tu ti informi come funzionano le dinamiche di motivazione di altri gruppi. Come dire, ci sono gruppi che stanno insieme basati su altri fondamenti, su altre dinamiche, fuori da questo ambiente, e tu vai a studiarli, vai a vedere, per vedere se c'è qualcosa da rubare, da portare a casa sul tuo. Questo io l'ho trovato interessante come spunto, perché molto spesso quando tu sei in gruppi uniformi, caratterizzati da un'alta uniformità, potrebbe sfuggirti il fatto che ci sono anche altre cose da fare e potresti pensare a un certo punto che tutta quanta la responsabilità dell'essere motivato sta nella persona che non è motivata, mentre invece tu ti sei solamente adeguato ai canoni che hanno tutti quanti e potrebbe esserci qualcosa di nuovo. La motivazione è molto, e quindi la sensazione di felicità e di gioia che hai è molto cambiata, e l'avrete notato, visto che voi avete a che fare spesso con persone giovani, avrete notato che la modalità di lettura del mondo di chi è giovane è cambiata profondamente. È cambiata profondamente e non può essere diversamente. E quindi probabilmente, almeno questo succede nelle organizzazioni aziendali, probabilmente la modalità con cui instillare valore e voglia di fare probabilmente va mutata. A me faccio un esempio, tu parli a me che ho 59 anni di spirito di sacrificio, io sono cresciuto in questa ottica qui. La ottica in cui sono cresciuto io, come probabilmente alcune delle persone qui, è che il sacrificio è valore per definizione. Ora, se tu hai 18 anni adesso, non è detto che tu viva il sacrificio come valore. Nemmeno nella Chiesa Cattolica è così, cioè è molto discusso anche all'interno della Chiesa Cattolica questo tema, quindi figuriamoci nella parte laica. Però lo sottolineo solamente perché quest'ultimo punto, quello di vedere anche fuori come funzionano gruppi alternativi, e guardate che voglio essere veramente, come dire, controintuitivo. Come funzionano le community su Twitch? Come funziona? Su cosa? E lì potresti trovare degli elementi che ti servono, mutatis mutandis, per far andare bene il tuo gruppo. Finisco, perché ho anche l'esercizio. Sì o no? E dopo mi serve anche la base. Per quello era partita prima. Sei veramente prontissimo. L'ultimo punto che volevo affrontare con voi è questo. È un tema a cui mi sto dedicando da un po' di anni perché ci sono incappato per forza in questa cosa qui. Come dire, i gruppi sono posti in cui avviene del conflitto. Indipendentemente da quello che noi possiamo aspirare, però i gruppi, se nascono, hanno un intento e hanno una finalità. La finalità vuol dire che siamo in A e dobbiamo arrivare in B insieme. Ok, quell'insieme prevede che noi dovremmo affrontare delle strettoie, delle asperità, qualsiasi cosa, cioè qualsiasi attività sociale di gruppo, ma anche individuale, ma di gruppo è fatta per spostarci da un punto A a un punto B, che sia fisico, mentale, intellettuale, spirituale, non importa. E se tu lo stai facendo insieme, è perché prevedi che ci siano delle resistenze dall'ambiente, dalla situazione, dalla società, quello che vuoi. Nel tentativo di trovare soluzioni a questi problemi, tu ti devi incrociare con gli altri. E quando ti incroci con gli altri, è più utile, soprattutto se gli ostacoli sono nuovi, è più utile trovarti con persone che abbiano un pensiero dissonante rispetto al tuo. Perché? Perché se ce l'abbiamo tutti quanti uguale, noi non troviamo mai soluzioni diverse. E allora possiamo sperare solamente che l'ambiente sia talmente tranquillo e l'algoritmo di risoluzione talmente banale e ripetitivo che funzioni così. Il vero punto è che attualmente, soprattutto attualmente, noi non abbiamo sempre i medesimi problemi, anzi sono cambiati. Ora faccio un esempio pratico, no? Un conto è come montare una tenda, un conto è come motivare dei ragazzi giovani.
In uno l'algoritmo è costante e va avanti e non dobbiamo scontrarci su come montiamo una tenda. Su come gestire 15 ragazzi di 15 anni, e noi siamo noi 4, sì. E questo punto a me interessa, perché ci sono conflitti. Io uso il termine conflitti, che capisco che qualcuno potrebbe dare mal di pancia. Chiamatelo attriti, chiamatelo confronto, chiamatelo come volete, non voglio fare una questione semantica. Voglio parlare proprio del fatto che io e te non la pensiamo uguale su un problema. Ecco, la capacità di gestire bene queste tensioni, conflitti, chiamateli come volete, è un superpotere adesso ed è molto motivante. E io consiglierei a tutti quanti di alfabetizzarsi il più possibile. Notate che io ho fatto l'animatore dell'Azione Cattolica fino a 20 anni e il tema era evitare, sì, sapevo, ero preparatissimo. Gliel'avevo già detto che noi siamo inclusivi e lo accettavamo lo stesso. Sì, ho dovuto. Sì, prima che uno vada su Google, dopo dice, ma tu, e questo la dice lunga sulla gestione dei conflitti. Vabbè. No, vabbè. Però io nella mia becera ignoranza e crassa ignoranza, pensavo che stare insieme con le persone volesse dire non discutere mai. Cioè, in quanto figlio di un'operaia veneta, la prima roba che mi ha detto il giorno in cui sono andato all'asilo, il primo giorno, mi raccomando, non sta a baruffare con nessuno. Come? Devo ancora partire di casa, ho 5 anni. Il punto invece è che la società va avanti nel confronto, che può essere più o meno duro, più o meno abrasivo, però essere alfabetizzati è utile per far venire fuori soluzioni migliori. Quindi gestire persone e renderle motivate vuol dire anche saper gestire le logiche dell'abrasione, del conflitto, perché quando non le sai gestire, quello che succede è che prende il sopravvento la parte autoritaria. Si fa così. E questo è demotivante. Quindi questo, senza entrarci oggi sul tema dei conflitti, che la prima regola, sapete, la prima regola è distinguere il problema dalle persone, che detta così sembra una banalità, potremmo davvero lavorarci sopra una giornata, ma comunque come consiglio pratico è un tema di distanziamento emotivo. Di solito noi non sappiamo gestire i conflitti perché non ci distanziamo abbastanza dalle emozioni. L'abbiamo sentito anche con altre parole da parte di Andrea, e comunque quello che vi consiglio al volo, solamente così, è ogni volta che succede qualche forma di conflitto utile vuol dire che è destinato a risolvere un problema e non è destinato a mettere in crisi la persona, ma su questo immagino che, come se siete nel posto dove siete, questo lo sapete già e sapete farlo probabilmente anche meglio di me, però il fatto di distanziarsi temporalmente e spazialmente dal problema e dire ok, su questo ci torniamo un po' dopo, è un primo, banale, semplice consiglio che ha a che fare col nostro profilo neurologico e ormonale, perché i conflitti non gestiti bene di solito sono sempre figli di scompensi ormonali, non in senso patologico, ma in quel momento il tuo profilo ormonale non ti permette di vedere le cose con chiarezza e di pensare in maniera adeguata e razionale sul fatto che quella roba è utile e non devi per forza spaccargli il naso se non è d'accordo con te. Però, ci siamo ancora? Avete 2 minuti? 2 minuti. Allora, dicevo, qualcosa bisogna fargli fare, perché anche per dimostrargli che... Allora, questa storia della motivazione, della gioia e della felicità, immagino che tanti di voi, magari qualcuno l'avrà anche approfondito, l'ha studiato a scuola, che ne so, ha fatto medicina, via così. Comunque voi sapete che noi abbiamo tutta quanta una serie di ormoni super importanti per determinare se abbiamo voglia di collaborare o non abbiamo voglia di collaborare, se vogliamo spaccare il naso a qualcuno oppure no. Ce n'è uno. No, adesso siete preoccupati? No, non dovete essere preoccupati, è un esercizio semplice, lo può fare chiunque. Beh, ecco, ho chiesto una colonna sonora mentre lo facciamo. Allora, c'è un ormone particolarmente importante che nutre l'affettività, le buone relazioni, un senso di inclusione, di appartenenza e di amore reciproco. Sapete qual è? L'ossitocina. Vi vedo più rilassati, forse perché sapete che l'ossitocina viene. Allora, io adesso, l'obiettivo è questo, vorrei provare, è già alto secondo me il livello, però vorrei cercare di alzare il livello ossitocina. Quando alzi il livello ossitocina le cose cambiano, così possiamo fare l'ultima parte del ragionamento. Potete fare l'ultima parte del ragionamento con livelli di ossitocina talmente alti che vi sentirete parte di un'unica famiglia. Già adesso è alto, figuriamoci dopo l'esercizio. Allora, dovete sapere che l'ossitocina
viene prodotta in determinate... 2 minuti. Viene prodotta in determinate circostanze che per motivi ovvi qui non si potevano riprodurre, tipo l'allattamento, escluderei. Sì o no? Rapporti particolarmente intimi, escluderei. Però ce n'è una che gli studi hanno dimostrato super efficace. E adesso, al mio via, la facciamo tutti quanti, quindi vi potrete alzare e muovere, perché hanno scoperto, e tu mi fai partire la sigla, la colonna sonora, hanno scoperto che dando almeno 8 abbracci intensi alle persone, il livello ormonale sale. Quindi 3, 2, 1, almeno 8, via! Uno, fatto. Matteo, sono davanti a te. Bene, bene, bene. Allora, intanto volevo ringraziarvi per essere stati al gioco, però avevo questa sensazione che avrei sfondato una porta aperta. Guardate, solamente perché me l'ero segnata e mi dispiace non farla, anche per ricordare un mio mentore. Io ho avuto per un periodo di tempo una persona che si chiama, non c'è più, Enzo Spaltro. Enzo Spaltro era uno psicologo che ha fondato l'Università delle Persone a Bologna e io credo, e mi azzardo a usarla qui questa frase, perché ha molto a che fare con quello che abbiamo visto e con quello che fate indipendentemente da tutto. Io quando non posso fare appello ad aspetti fideistici, spirituali, religiosi, che mi accade spesso, naturalmente nell'azienda non puoi andare dentro e parlargli del divino o dell'aldilà o cose di questo genere, però questo mio mentore mi diceva un'altra cosa che è più laica, io ve lo volevo dare lo stesso, perché secondo me potreste anche trovarvi in questa situazione in cui qualcuno dice non concordo con la tua visione più spirituale, ma fammi capire lo stesso. E Enzo Spaltro diceva questa cosa: se chi sta bene non fa stare meglio chi sta male, prima o poi chi sta male fa stare peggio chi sta bene. Ecco, grazie mille. Allora adesso credo che abbiate capito perché parlare con Andrea e con Sebastiano per me è stato un onore e sono stata sottoposta a domande difficili, tipo ma perché mi chiedi di dire questa cosa agli scout? Perché è vero, serve. E non voglio rubare loro altro tempo, sicuramente quando andrò a casa oggi nel gestire i conflitti con le mie figlie cercherò di mettere in pratica qualcosa. Dicevo, non voglio rubare altro tempo, nel senso che abbiamo qualche minuto per poter usare questi guru di felicità e farci dare delle pozioni magiche o comunque semplicemente confrontarci. Le pastiglie, sì, Andrea, posso, grazie. Spazio a voi, a quello che potete aver voglia di condividere. Sono un'ostetrica. Di solito benessere, che è sinonimo di felicità, lo definisco un sistema neuroendocrino, però grazie per questi spunti. Ho una domanda. Perché abbiamo paura di sentirci felici e perché alle volte dire sono felice mi fa sentire in colpa? Per la seconda, magari secondo me è più... Sì. Mi sembra uno scaricabaccamento di barile questa cosa. No, grazie Sebastiano. Sulla seconda mi sento a mio agio, sul sentirmi in colpa, però sulla prima vai, meglio te. Non so se conoscete la parola cherofobia. La parola cherofobia è la paura di essere felici. Cioè, lì fuori c'è gente che ha paura, se usiamo come sinonimi, di voler star bene. Questo, la cercate su Wikipedia, non è una supercazzola questa, nel senso, esiste veramente. È la paura di essere felici. A volte capita, per convinzione, credenze, sentiti dire, che se noi dimostriamo agli altri che siamo felici, ad un certo punto arriva quello che in Oriente chiamano karma negativo. Nel dubbio non dico che sono felice perché chissà che la sfiga che è lì dietro, che ci vede benissimo, bam, mi abbraccia. Se cominciamo a fare uno switch, un piccolo cambio,
iniziamo a dire, è una parola che si può dire, non è una parola tabù, è una competenza che può essere allenata. Se abbracciamo 8 persone l'ossitocina va a bomba. E sì, sono orgoglioso di essere felice, a quel punto faccio quel click che mi permette di contaminare, che perché le parole positività e contaminare dopo la pandemia è sempre un casino andare a raccontarle, ma cominciamo a contaminare di felicità anche quelli che sono attorno a noi. È chiaro che dobbiamo fare noi il primo passo e iniziare con orgoglio a dire sì, sono felice perché. E quindi quella piccola paura alla fine viene un po' meno. Io non so se posso aggiungere altro a quello che ha detto Andrea. Io mi permetto di dire, va bene anche se rimango seduto, sì. Io mi permetto di dire che io non credo che le persone abbiano paura di essere felici, per un motivo semplice, nel senso che la frase in generale, questa frase è molto generale. E ci sono persone che hanno paura di essere felici, persone che non hanno paura di essere felici, e distinguerei 2 tipi di felicità, no? Una felicità che ha a che fare con un modello indotto, che è quello che Pasolini avrebbe detto, dietro un prodotto che tu compri per essere felice ce ne sta un altro, e poi un altro, in un interminabile gioco di matriosche, oppure quelli che cercano di essere felici per qualcosa di più alto, messaggi religiosi, spirituali, eccetera. A loro volta i messaggi spirituali e religiosi si dividono in 2. Quelli che dicono voglio essere felice in questa vita, quelli che dicono voglio essere felice nella prossima. E adesso c'è questa crasi che si tenta di portare a casa con un papa che dice devi essere felice in questa per essere felice anche nell'altra. Quindi, come dire, è tanto granulare la faccenda. Io ti posso dire, perché non faccio lo psicologo, lo psicoterapeuta e nemmeno il sociologo, perché io mi sento in colpa se sono felice. Io mi sento in colpa se sono felice perché io sono il prodotto, come tanti altri, di una società che per un periodo, per motivi anche legati ai periodi duri da cui arrivava, vedeva nell'aspetto materiale finalmente una soddisfazione. Quindi io non sono critico verso queste cose qua necessariamente, nel senso che i miei genitori, poveracci, stavano male, pativano la fame, è chiaro che il loro obiettivo era avere delle cose. Però loro hanno tirato su dei figli nella stessa ottica. Nessuno si aspettava che il benessere sarebbe aumentato così tanto e quindi hanno creato delle generazioni che non conoscono altre forme di felicità o che fanno fatica ad abbracciarle, oppure che devono ricorrere a strumenti come questi, stare insieme, parlare, approfondire, però questo non è pane comune. Quindi io quando dico io ho paura della felicità perché sono stato educato così. È il vantaggio di stare insieme con della gente che comincia a non pensarla così e alle giovani generazioni sta avvenendo. Il punto è dove cascherà la pallina, se cascherà più nella proposta dell'avere o più nella proposta dell'essere. Evidentemente qui siamo nella seconda. Grazie. Ciao, sono Carlo. Volevo chiedere se aveste qualche spunto su come educare alla felicità nel momento in cui non si è felici o gioiosi, come si può fare? Adesso qui ti tocca cominciare per primo, Sebastiano. Cioè, come se non sei felice diventare felice? No, se tu non sei felice a trasmettere felicità agli altri. Ah, perdonami, mi ero perso questo pezzo. Ah, ok, bello. Allora, ti chiami? Carlo. È un'ottima domanda. Io mi muovo sempre con cerco di muovermi con la delicatezza maggiore possibile perché, ripeto, l'ambiente in cui siamo ha un aspetto valoriale molto forte, no? E quindi io devo tenerne conto, perlomeno nell'esprimermi. Dai, stanno portando via i voti, ve lo dico, attenzione. Ciao. Io uso una metafora di solito quando mi trovo in situazioni come queste, no? Perché la domanda è chi motiverà il motivatore se dovessimo usare questa parola. E allora è una questione, prima è venuto fuori il termine disciplina, che a me piace molto come termine, cioè il fatto di fare ciò che devi fare quando lo devi fare senza vedere se hai voglia di farlo oppure no. Trovo che sia una modalità molto intelligente di vivere. Viktor Frankl ne aveva fatto una scuola di pensiero in cui si domandava
non mi interessa cosa tu ti aspetti dalla vita, è la vita che si aspetta da te dei comportamenti, e lo trovavo molto illuminante e molto risolutivo nella faccenda. Però, per rispondere alla tua domanda, è: se tu vai in montagna e fai il capo cordata, non è che a un certo punto dici: e chi pianta il chiodo prima di me? No, fermo, sei il capo cordata. Cioè, io non so la tua situazione, ma poniamo che qui ci sia qualcuno o qualcuna che ha deciso di essere responsabile di un gruppo. Non conosco bene tutta quanta la gerarchia, come funziona, però tu hai detto: ok, questi 3, 4, 5, 10 persone ne prendono la responsabilità. In quel momento la conseguenza secondaria di una decisione, dico secondaria perché la prima è: sei capo, sei capa, e domani ti salutano e devi fare, devi organizzare, via così. La conseguenza secondaria, che ti arriva non perché sei d'accordo, no, ma ti arriva perché ti arriva, è che il primo chiodo in parete lo metti tu. Tu non hai più il diritto di non essere motivato, punto. Sembra come un pompiere, dice: ma però qua tutto fuoco qua, non che mi piace, oh, pompiere sei. Fa ridere, però provate a pensare, no? Tu sei lì al cardiochirurgo e dici: ma provami il sangue. Sei il cardiochirurgo, cioè c'è... mi dispiace essere così tranchant su questo tema, e capisco che sia magari anche per qualcuno un po' ruvida come risposta, però è tuo. Cioè tu, se fai un figlio, non puoi più domandarti: ma quando piange, come mai sono nervoso? Hai fatto un figlio, piange. Quindi io mi fermo qui perché non ho un'altra risposta più intelligente. Dico solamente che se qualcuno si prende da briga di fare da leader, da guida per altri, a quel punto le sue possibilità di lamentarsi finiscono. Punto. Se no, e ti tiri via. Questa è la mia versione, non pretendo che sia la vostra, è la mia visione. Vediamo se Andrea ne ha una meno ruvida. Vediamo. Sì. Nel libro che vi citavo prima di Papa Francesco, Ti voglio felice, c'è un passaggio che me lo tengo sempre nelle note perché mi piace particolarmente. E Papa Francesco ci dice: usa i tuoi errori con la serenità dello scultore, usa il dolore per intonare il piacere, usa gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza e non mollare mai. E qui ci dice che, a mio parere, quella che può essere la mia interpretazione, è che il mondo non è fatto solo di bellezza, positività e meraviglia. Lì fuori il mondo è fatto, cioè, è una montagna russa. A volte siamo super gasati e riusciamo addirittura a condividere, di illuminare gli altri. A volte abbiamo la necessità di essere un po' più introspettivi, e questo ci sta. Il pensiero positivo non è la psicologia positiva, non è la scienza della felicità. Il pensiero positivo è alla Woodstock degli anni 60 e 70, andrà tutto bene, tutto meraviglioso. Sappiamo che la vita è un po' diversa. E possono esserci momenti di buio in cui non riusciamo a essere positivi così come vorremmo. Questa è consapevolezza. Quello che la prendiamo per buona, non sempre riusciamo a illuminare gli altri. Io però volevo fare un appello a voi, che se non abbiamo voglia o forza per illuminare gli altri, almeno non facciamo ombra e lasciamo agli altri il compito di fare luce, che è già un bellissimo regalo che possiamo fare agli altri. Sì, serve una consapevolezza non da poco. Faccio veloce così, siccome dopo c'è il vescovo. Forse sullo stesso contesto che diceva prima, cioè Tinù ha la fortuna di essere ostetrica, io ho la sfortuna di essere ingegnere, e quindi purtroppo è così. Noi diciamo che per essere felici, noi diciamo, ma lo dice il nostro fondatore, bisogna dare la felicità agli altri. Ed è così effettivamente, e forse la domanda di prima andava in questo senso. Spesso dando la felicità agli altri però ci si trova scaricati di energia, e magari dopo, ripensandoci anche a distanza, dici che felice che sono, però l'essere felici costa fatica, proprio ci priva dell'energia. Si può applicare agli scout, si può applicare al lavoro, si può applicare alla famiglia, insomma. Dicevi prima, se fai un figlio, purtroppo anche questa sfortuna
recente, no scherzo ovviamente, ti tiene sveglio la notte, è vero, però ecco, forse questa, vi chiedo insomma uno spunto su questa dualità tra la fatica di essere felici. Ti chiami? Francesco. Come il Papa. No, sì, e guarda, la risposta che davo prima è tranchant perché è un po' quello che poi ha sottolineato in maniera molto più efficace anche Andrea, no? Il fatto che comunque, no? Il decidere di far felici gli altri, di seguire Baden-Powell piuttosto di qualsiasi altra cosa che dice fai così, ha delle implicazioni. Quindi questo è il primo punto della serie. Attenzione che le scelte impegnano. Ci sono scelte che impegnano di più, scelte che impegnano di meno. Ti consiglio di rifletterci, perché poi avverrà, mica sempre si può essere su di corda o sempre al top. Però attenzione, c'è un conto da fare prima di buttarsi nella mischia, ma lo dico perché tutti noi poi con gli altri vorremmo che si comportassero così. Per qualsiasi categoria professionale, tu dici, non so, qualsiasi categoria, un'ostetrica, da lei ti aspetti che quando è affaticata, ma se è di servizio, faccia fronte alla sua fatica con estrema attenzione e dedizione. Lei dice, beh però stasera sei faticata, per i bambini, lascialo lei, vai più tardi. No, voglio dire, noi siamo così rispetto agli altri, non si comprende perché noi non dovremmo essere così con noi. Questo come primo pezzo, come dire, la consapevolezza, della serie. Hai deciso di essere in quel posto, qualsiasi esso sia. Io ho fatto l'amministratore delegato per parecchi anni, sei lì e ti domandi, e come mai sono da solo a dover decidere? No, fermo, non hai capito. Tu sei l'amministratore delegato. Quindi punto. Cioè, prima, quando ho detto il terzo punto, fare amicizia con la realtà, è questo che volevo dire, non è un'altra cosa. Arriviamo, non so se mi sono spiegato, spero di sì. Cioè, è una decisione, l'hai presa. Sei pescatore e sei nell'umido, punto. Sarebbe meglio che non fosse. Sì, sarebbe meglio, ma la verità è che tu con gli stivaloni stai in acqua. Quindi è umido. Questo è il primo punto. Però capisco il tema, no? Però può succedere, come diceva anche Andrea, può succedere che sei giù. Sì, certo, su questo non c'è dubbio. E qui arriva la seconda cosa. Essere stanchi, fare fatica, patire anche, non ha a che fare né con la felicità né con la gioia. Sono due fattispecie completamente separate. E quindi la domanda è, ma qualcuno ti aveva detto che facendo quella cosa lì non avresti faticato? E la risposta è inevitabilmente no. Anzi, se tu parlavi con chi l'ha fatto prima di te, ti dice guarda che è un casino fare figli, guidare gruppi, stare in compliance con le cose. È un casino. Quindi lo sai. Però, a sollievo di questa cosa, c'è questo, no? La fatica non ha niente a che vedere con la felicità. Anzi, paradossalmente, se ti è chiaro il motivo, la fatica è esattamente il motivo per cui lo fai. Il sentire che stai facendo fatica, e questo lo ritrovi in tutte le categorie benedette, magari da certi, negli atleti, negli artisti, ecco, io ti posso dire la mia e chiudo perché non vorrei farvi un pippone troppo grande, ma per esempio io mi sono risolto in parte questa mia passione per quello che faccio, ipotizzando che io potevo rendere, per me, nel mio piccolo, dentro di me, una forma artistica, un lavoro che magari di artistico per tante persone non aveva nulla. Perché mi sono sempre chiesto perché gli artisti non accettino di andare in pensione. Ecco, io credo che quando qualcuno ricopre un ruolo sperando di andare in pensione, qualsiasi esso sia, qualche bug nel pensiero deve averlo avuto. Uno spunto, velocissimo. Da bravo trentino vi faccio... mi alzo perché ho sempre sta cosa. Per cui vuoi. Sì, perché mi sento molto a disagio davanti agli altri, allora nel dubbio e mezzo. Da bravo trentino vi faccio un esempio marittimo. Facciamo finta di essere stati chiamati per stare assieme a un gruppo di ragazzi e
Stiamo entrando all'interno del mare per fare una nuotata. E il sistema ci ha richiesto che tutti nuotino divertendosi e nella maniera più safe, più tranquilla possibile. Dopo ad un certo punto però io quel giorno proprio non ce la faccio, proprio non ho quell'energia che mi permette di dare una mano agli altri. E cos'è che può salvarmi in quei momenti di picco? Quello che dicevamo prima, avevamo dei momenti su e dei momenti giù, l'allenamento. Prima in alcuni passaggi vi ho detto che vi ho voluto condividere che è un qualcosa che si allena, è un muscolo volontario e che chi sceglie di essere educatore nell'ambito della disciplina del benessere e della felicità ha la necessità di trovare una propria routine della felicità. Quali sono quelle piccole azioni che faccio tutti i giorni per essere reattivo nel momento in cui mi arriva quel giorno in cui reattivo non sono? È un lavoro semplice il nostro dell'educatore? No. Non può essere quando metto la camicia blu che sono diffusore, quando invece dal lunedì al venerdì che non la metto, invece vabbè, pazienza. Piccoli pezzettini che mi permettono di essere quel bagnino che nel momento in cui qualcuno mi chiede una mano non vengo tirato giù. Qualcuno di voi è stato ultimamente su un aereo? Sì. Ok, la cosa più noiosa dell'aereo è nel momento in cui ci sono le procedure di sicurezza importantissime, che c'è la vocina sotto che dice in caso di depressurizzazione del veicolo scenderà l'apposita maschera per l'ossigeno. E la cosa che mi fa sempre andare fuori di testa, perché non riesco a capirla, è se ci sono dei bambini con voi, mettete la maschera prima voi e dopo i bambini, che è fuori di testa perché non è aiuta prima donne e bambini. Mettetela prima voi e dopo i bambini. E allora è la stessa cosa, metaforicamente, uscendo dalla metafora, quanto ossigeno ho io per aiutare gli altri? Ho bisogno di ossigeno anch'io, abbiamo la fortuna di non essere da soli. Qui si respira senso di gruppo. Se io quel giorno non me la sento di dare delle piccole o grandi pilloline di benessere e felicità agli altri, mi appoggio sul gruppo, perché magari a volte ho bisogno di un po' di ossigeno anch'io. E questo sarebbe bene non dimenticarcene mai. Grazie. Allora, davvero grazie ad Andrea e a Sebastiano che ci hanno dato una ventata di ossigeno con certi suggerimenti.